Allora, e in live ci siamo. Meno uno. Mettiamo pannello. Vedi pannello? Siamo a 1080 p 60 fps. Tutto a posto. Tutto a posto. Allora, questo lo mettiamo qua. Noi per provare la chat questa qua nuova, io lo metto questo qua. No, vabbè, già mi è già arrivato il primo messaggio, così è così. Grandezza standard. Ah, sì, no, mi Va bene o vedo di no, capire mi va come farlo bene. un po' più grosso? Piacelo io, sufficientemente grosso. Vabbè, mi fa piacere per te. Mi fa piacere per Ben te. 1,5 cm. Complimenti alla famiglia. Allora, mettiamo un po' di atmosfera celestiale con le luci. A posto, va bene così. Allora, Gianmarco, siamo pronti. Noi siamo arrivati all'episodio 2. Episodio 2. Episodio 2, inserimento. L'SDN si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di violenza. L'SDN vieta a dipendenti, clienti o chiunque svolga un'attività legata all'SDN di assumere comportamenti violenti o minacciosi. Manuale dei dipendenti dell'SDN, pagina 44. Li prendi. Cioè, più che altro inizio, che non abbiamo proprio iniziato. Jesus Christ, Ah, you're giusto, sì. fucking kidding me. It feels like a win to me. That was pretty good for first day. Sometimes people, get electrical burns. She disobeyed a direct order. Well, that's the problem. This isn't the army, and these ain't soldiers. They're fucking supervillains. Look, why don't you take a breather? We can debrief with Blazer in a bit. Here, there's vending machines in the break room. You look like you could use a snack. Are you sure you're not actually 80 years old? Ci sceglieranno lo snacks. Dai, Uno abbiamo sbagliato al primo giorno. Oh, è il primo giorno. Grazie per il duro lavoro svolto. Più oggetto curativo, più un punto casuale. Vabbè. Urnet uguale a Brace. Buonasera Gabri. Buonasera. Eh sì, mostra le ricompense. Allora, abbiamo sbloccato la boccettona del caffè. Sì. Questo, questo qua, al momento ci abbiamo continuo. Però primo giorno di lavoro, non è morto nessuno. No. Tutti vivi. Persone salvate. Direi tutto a posto. È un aumento casuale di una stats. Dialogo, ok. Carisma. Sonar. Scegli a quale eroe migliorare l'abilità carisma. Perfetto. Lo zio, vediamo un attimo. Allora, discorso dell'altra volta. Ma dobbiamo capire poi un attimo che potenziamento ci dà di base. Vai, Gabri. Fammi leggere, cioè vai con la freccia dal primo, vai con la freccia poi sul triangolo arancione. Parti da 1. Ok. Vai sulla coso arancione là in mezzo che mi fa vedere quanti punti. Ok, perfetto. 3, 1, 1, 3, 4, 3, 2. Golem si è buggato. Sì, quello stavo notando. Ho detto che ce ne abbiamo 2, ma va bene anche così. Sto gioco ha molta qualità, quindi quando i giochi sono fatti bene, anche errori così, non c'è un problema. Poi vedi quanto spendono certe case per fare alcune cose, ma uno a caso, no? Perché a finire sempre là. Ubisoft. Ma che cazzo è quell'espansione, quell'aggiornamento di Attack on Titan? Ma ragazzi, ma che stiamo facendo? E che cazzo? Qua sì, pure se mo si bug, se crash il gioco, io sono contento perché è un gioco bello. Se crash Shadow, così come è accaduto in bassa domanda, a fare in culo e non lo riapro. Facile. Scorrettezza. Allora, ne abbiamo un paio a 3. Alcuni a 1. Questo potrebbe essere male. A lui. Punch up.
Lui ha 3. Io ora ho più di 1000 giochi perché mio fratello mi ha fatto la condivisione. E la cosa che mi fa ridere è che tra questi giochi ci sono i tipi di giochi anime, ma iniziano con l'H e finiscono con hentai. Quindi io ogni cazzo di volta per scegliere un gioco devo andare tra quei giochi, non proprio per te, e sembra una missione stealth. Allora tu usa la stessa con buon gusto. usa la stessa tecnica che ho visto usare a un ragazzo che poteva avere 10 anni. Io mi sono trovato ad Amsterdam un bel po' di anni fa a trovare una mia amica. Eravamo nel quartiere a luci rosse, che poi vai ad Amsterdam, non vai a vedere il quartiere a luci rosse. Quindi c'è anche quel tipo di materiale lì, mettiamola così. Non mi posso mai dimenticare sto bambino di 10 anni che camminava nei vialetti. Lui camminava con le mani così, Giamma. Non vedeva le ragazze in giro, non vedeva niente. Faceva 10 passi, toglieva le mani, si guardava in giro, rimetteva le mani e poi continuava. Io sono stato là a guardarlo una mezza. No che l'ho seguito, però ho fatto Magic, ma questo un ragazzo dove va? No, è perché poi a un certo punto capito un problema. Vabbè, comunque. Tu ecco, chiudi gli occhi, mettili come preferiti. Vai. A lui? Che lui è bravo con i cazzotti pure, capito? Magari in qualche situazione la rosa in una mano e lo scudisci in un'altra e risolviamo la situazione. Ok. Vuoi un solitario di quel tipo? Boh, ho sentito uno, ha dei buoni gusti tuo fratello, è il dottor Giamarco. Sì. Poi ci sono io che vado a giocare a Balatro o Cloverpit. Allora, Gabri, aspetta, visto che c'è molto casino in giro proprio su queste cose qua, mi fai una promessa? Ti posso cercare una promessa da qui all'eternità? Te la posso chiedere sta cortesia? Gioco d'azzardo in videogiochi dove non spendi soldi reali ma per divertirti. Anche noi ci stiamo divertendo a Cloverpit, te lo confermo tranquillamente. Esatto. Fino a quando ci giochi con soldi virtuali così in varie modalità e quant'altro fallo, ma ho conosciuto e visto persone che per situazioni del genere sono andati in mezzo ad una strada. Le possibilità che tu vai, giochi e vinci tanti di quei soldi da diventare ricco è una su 1.000.000. Una schedina, una giocatina a bingo, una tombola con gli amici, un trassetto a Natale. Sì, ma non veramente non andare mai oltre questo. Questi qua sono giochi, non c'è problema, tutto a posto. Addirittura io ne ho visto un altro come Balatro e Cloverpit sul trading azionario. Stessa identica cosa. Quindi quando sono situazioni così, giocate e divertitevi, ma non trasportate questo nella vita reale, che vi fate male, ragazzi. Io voglio andare una volta a Las Vegas nella vita, ma ci butto $100, finiti quei $100. $100 non te la smando così. Vabbè, io entro e dico salve, c'ho questo, prego, puoi fare una partita, metto il gettone dentro, arrivederci. Puoi giocare al bar è stato di un Las piacere, Vegas, è stato un piacere. Quindi battute a parte, attenzione. Infatti gioco a balla tra post, sì, è gioco d'azzardo, ma no, allora quello è gioco. Oddio, no, un gioco d'azzardo interattivo, No, mettiamola così. Si è schiattato tutto. Batman, no, è Sonar. È poco. Ma fino a quando è fatto con gli amici, così pure sto facendo qualche piccola puntatina in un certo modo, non c'è problema, che si gioca con amici a posto, ma esagerare no. L'ultimo ti devi beccare il cazziatore. Questo oggi però un po'... Poi ce lo vuole, I think my life has been any different. You think growing up surrounded by a bunch of shitbag villains, I didn't need to watch my back? Yeah, Hai scelto well, tu. you had a choice. No one made you pick a life of crime. What the fuck? You can't just go around. Ow! Why does he keep screaming? His name's Sonar. Yeah, I know what sonar means. What's up? Then why are you asking why he keeps Salve, son. She was just explaining you were, you know what? Never mind. Good shift. This guy is weird. Poi porto le carte a scuola, ci facciamo una partita e se cosa ci scommettiamo l'assoluto qua. Giocatevi un biscottino, qualcosa, giusto per farvi qualche risata. Hai ignorato l'ordine. You disobeyed a direct order. How can you think it went well? Ho rischiato di fare grande bordello. Suspect got away. You got the client hurt. You think when that guy signed up for SD and it result in the back of his ball sack getting scorched? Because they don't mention that in the commercials. First of all, the place was trashed when I got there. Second, I'm sure Granny would take some crispy nuts over losing his arm. As far as the bad guy, fuck, shit happens.
Fact of the matter is that shit didn't need to happen. We could have had. Ma non potevi lavorare bene e non si bruciava le palle? Cioè, Just perdonami. fucking listen to me. You ask for help, then I can. What? I make the calls, not you. Here's some advice. You're right at home behind that desk because you're no hero. You were a nerd playing a video game in a suit your daddy built. Now you're a twitchy little bitch turtle without a shell. A real hero puts their ass on the line. A real hero can't just press a button and make their problems disappear. Mac non è Mega Man. The suit isn't what made me a superhero. It was how I did my Che la muove lui. job that made me Mecha Man. Based on what I saw. Ok. Ok, reconnecting. Vabbè, tanto poi il gioco tra l'altro salva sempre. per Sì, sicurezza. sì. Ok. Ok, Gabri, ci rivedi? Se poi c'è un problema con la connessione, all'improvviso ogni tanto si stacca. No, ci siamo. Vedi tutto? Aspetta. Dimmi se ci rivedi. Devo provare a cambiare porta, che è questo che si interrompe. Sì, c'ho un problema all'improvviso, mi sparisce la connessione. Quindi se vedi che spariamo per qualche minuto, dopo un po' dovremmo tornare, perché è come se si resettasse la porta Ethernet e non je ne suis sûr pas le perché. Non so. Per l'adattatura 5 gigabit è nuova, è una tecnologia nuova, è cucciolo lui. Guarda, capirà, spero presto. Si è incazzata pure lei. Ho detto gioca a carte con i tuoi amici, giocatevi un biscottino, Ma ci hai chiamato un cazzo a un tempo. pavesino, una fetta biscottata, ma così giusto per farvi due risadine tra di voi. That's not what they're. You know what? Help yourself. What happened to your nose? There we go. You have a tissue hanging from your nose, Robert. Sì. I was trying to ignore it, but that became impossible. Non facciamo le merde, dai, vabbè. Problemi all'inizio, nuovo lavoro, va Bumped my bene. head, I guess. Right. When I think of someone bumping their head, it's the back of their head. Your nose. Veramente Your Balatro bloody multiplayer, nose is the same come place as fai? your eyes, Però Balatro which is on your multiplayer. face. Yeah, I guess I bumped my face then. We're here to assess Allora, a Robert's questo punto first facciamo shift, un and uno con dei aside from poteri, abilità e whatever cose happened varie. here, I thought it was pretty good. What? Told you, Robbie. I was watching on the monitor. The work you did dispatching. I don't think the Z team has ever had a better shift than that. We just might need to confront the fact Solo that un it might errore. be the best they can do. Ok. So much worse with Invisigo. Let's be real. Giustamente, con She quello che gonna make abbiamo in mezzo, She's una cosa che difficult non to mi work fa with, tutta sure. la giornata, I still per, had a me la fa promise una about volta, poi passano Really? 4-5 ore. Even the other Z teamers respect her. They're afraid of her. Delinquente è fuggito. The perp got away. How is that an Non so se acceptable c'entra outcome? la live, ma Look, non so, è una cosa you da un paio should di be giorni proud. che mi sta The facendo. bar is very low with this group. Well, it's not low for me. Look, I like to make a joke and keep things light as much as the next person. But when it comes to work, I'm not fucking around here. If you want the Phoenix program to... Ok. A posto. Proviamo la soluzione 1. Vediamo se funziona. Gabri, dici se siamo ritornati? No, non lo so, lo fai in due, si dividono le carte e devi sperare nella fiducia dell'altro che non faccia cagate. Allora una sorta di coop, mettiamola così. Tendiamolo ok. Ah, questo si è attivato pure la chat, qua è vero. C'è anche il modulo per la chat a schermo integrata. Vedevo un attimino vedere di settarla per bene. Facciamo giusto un pochino più piccola. Ecco qua. Poi vedo come farla. Ok, Gabri, mi dici solo se ci vedi, se siamo tornati? Giustamente, tante sere, lo voleva fare domani sera? No, deve fare stasera tutto sto bordello. Siamo tornati, parte 3.
Mo' ho cambiato la porta, io mo' riavvio, perché poi lo stronzo non è che lo fa, mo' stiamo parlando, siamo in pausa, mi blocco mo' ripartiamo. Allora Gabri, ti faccio un piccolo spoiler. Se vedi che cadiamo di nuovo, nel momento in cui a te cade la connessione, io lo capirò immediatamente, io starò bestemmiando. Buonasera Regen. Buonasera Regen. Buonasera, bellissimo. Aspettiamo giusto 2 minuti perché così, tanto per non farci mancare niente, non solo siamo tornati dopo una settimana fortunatamente e con tante felicitazioni, ma stasera la linea sta rompendo i coglioni. Quindi sottofondo della me... No, Gabri, allora, mi permetto di avere una certa esperienza per le parolacce e per un certo tipo di parole, quindi... Come mai la cam desincata? Ragazzi, io la vedo correttamente, provate a chiudere e riaprire la live, forse i problemi di connessione... Io me la sto vedendo in tempo reale, provate a chiudere e riaprire la live, magari è per i problemi che ci sono stati di linea. Ma vado a controllare pure io. Purtroppo ragazzi non sto avendo proprio il tempo di aggiornarmi con i programmi e tutto, che stiamo facendo un bel po' di casino, in senso buono, con il negozio. Allora, mi sembra che vado, perché ho qua l'anteprima, la vedo bene. Guardate, stacco e riattacco pure la cam e vediamo un attimino. Sembra che sia morto, così sono svenuto all'improvviso di lato. Ok, allora, ditemi adesso. Ok, allora, internet c'è ancora, e già questo è un buon segno. Già, va benissimo così. Aspettiamo un attimo i ragazzi, vediamo un attimino che ci dicono. La tua voce rimane 2 secondi in ritardo, ma non fa niente. Oh, è qualche problema di mail, che ho solo fatto l'ultimo aggiornamento. Vabbè, ma ragazzi, voi che ci seguite da un bel po', sapete che vi abbiamo abituato ad una certa qualità sul canale, perdonateci. Quindi, ragazzi, mo vediamo come va, aggiornatemi, non mi ci metto domani un attimino per bene e cerco un attimo di capire. Anche perché ho fatto solo vuoi aggiornare Meld? Sì, punto, questo è stato il tutto. Ma l'importante è che il gioco voi lo vedete per bene e senza problemi. Tanto a me non è che vi perdete chissà che cosa, quindi non vi preoccupate. Fatemi sapere solo mo che faccio ripartire il gioco se audio e video è tutto sincronizzato correttamente. Team takes a different approach than a superhero team. I need to be around them. I need them to see I'm all in and they need to match that energy. Some tough love. The only kind I know. And based on what I've seen, the only version they'll respond to. I'm not saying everyone will make it. They won't. I'm not saying it won't get spicy. It will. But when it does, I also need you to trust me to handle it. I don't want you stepping in. They need to respect me, even if I don't have powers. Notato che sta tornando Vine? No. Ragazzi, sto riuscendo a seguire i social negli ultimi giorni proprio zero. Sto solo urlando tantissimo per alcuni problemi. I can only promise that I'll do my best. No fucking way. Anzi, se mi aggiornate un po' sul mondo e sui suoi derivati, a me mi fa pure piacere. God damn it. Yeah, I also promised to do my best. Insetto, non rompere i coglioni. A fine giornata. Acqua boy. Acqua boy giustamente pulisce. Oggi fammi reclutare acqua boy, non ti preoccupare, acqua boy. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Aspettate, che vanno i dialoghi, va la chat sui dialoghi e sti ragazzi non leggono un cazzo. Quindi, visto che c'è il modulo decomponibile, allora lui è il ragazzo, lui è Acqua Boy. No, l'abbiamo trovato adesso. Noi abbiamo iniziato da poco. No.
abbiamo solo completato la giornata dove siamo arrivati l'ultima volta, non abbiamo giocato più da quel giorno, non abbiamo fatto più live. E diciamo la ragazza che nel negozio ha causato problemi, ha fatto fuggire il malvivente, noi gli abbiamo detto tu devi fare quello che cazzo diciamo perché siamo il tuo superiore. E si sta vendicando, oltre ad averci dato un bel cazzottone in faccia. It's Friday. I'm not gonna ask. You headed out? Oh, yeah. Great. Grande acqua a voi. Acqua poi entra nel parco. Sì. Togliamo a Diablo che quello, l'errore nell'ultima giornata di lavoro è stata sempre colpa sua. No, Waterboy. No, è questo il suo potere, lui vomita acqua. però È uno Squirtle. I want you to know È uno Squirtle. fixing your suit is not contingent on Vabbè. me fixing the Z-team. Vabbè. I wouldn't do that to you. That's good to know. But don't worry about that. I'm just Senti, really glad you're here, continuiamo. Robert. I think we're going to do some great things together. No, Hey, so do you want to grab dinner or something? It's dinner time, so I assume that maybe, you know. Actually, there's something I've been meaning to tell no, you. è It's a little fidanzato. awkward to mention, but since the other night, Blonde blazer. Che c'era questo? E lui è fenomeno. Ah sì, è quello dell'altro. Oh no. Oh no. Who is this? I thought I'd cataloged all of your work Oh companions. no. Robert, this is my boyfriend, Man. Oh no, Gianmarco. Qui si fa la stessa Però fine c'hai di Patriota. limonato. Robert Robertson, C'hai limonato. leader of the Phoenixes. Blonde Oh, Blazer no. told me about you. Really? Did she say? Musica brutta. Io sto sentendo una sirena sotto. Stiamo per scoppiare io e te per qualche bomba che si è attivata sotto o non so. Why are you so small? Hey, come on. You gotta stop asking people that. The way you spoke of him made him sound impressive. I only seek to understand. I apologize. How was his first day? Was his lack of size and strength an issue? No, he was great. It was great. It was a great first day. Ah, That is phenomenal. We should celebrate. Blonde cosa ci Blazer trovi and I have sto coso? reservations in Vabbè, Tokyo forse and è Australia. romantico. Ma è Dream idiota. of sushi. No, lascia stare. You should join us. I'm sure they could accommodate one more, especially a special occasion like No, this. sta facendo, stiamo a sentire a lei. No, no, Sounds vabbè. great, but I Adoro il still sushi, have però to no, in eat questo sweets caso no. all day. A shame. Another time then? For sure. Poi... No, vabbè, l'avremmo messa in difficoltà. Ragazzi, ascoltatele le ragazze, le ogni tanto, quelle buone, quelle brave, quelle che sanno dialogare, ascoltatele. It was very nice to meet you. Il resto mandatelo a fanculo. Robertson. That pleasure was. Now, could you step back? The power of my launch has been known to stun. Sì, vabbè, c'è il cazzo grosso e siamo. Phenomenal. Bravo, ciao, ciao. Bravo. Intanto E gli anche abbiamo questa limonato la sera- tipa. Oh, yeah. Questo era il prefazio. Ah no, era la fine della... No, ma finito pure la seconda. O era la post della prima? Già ne abbiamo finite due. La seconda così breve, 2 dialoghi e basta. Anche no. Aspetta. Ah no, oggi è il conteggio generale. Ok. Quindi non abbiamo finito la prima. Ma scusate, non avevamo avviato la No, seconda. Gianmarco, non lo so, ne abbiamo premuto solo continuo e c'era episodio No, 2. capiamo. Sì, molto alla Invincible, sì, molto. Oh, ma io molto. di sto gioco, ragazzi, sto sperando anche in un'altra. Io sto che è andato bene. Sì. Quindi, abbastanza ragazzi, bene. esce un'altra stagione, un 2, ma pure un 3. Così, ragazzi, noi lo prendiamo proprio sicuramente. E vi consiglio, non adesso che lo state vedendo da noi. Più avanti, quando lo trovate pure in sconto e vi siete dimenticati quello che succede, se avete la play di un picciotto, diamoli i soldi a persone che fanno giochi così, sinceramente. Non abbiamo detto il fatto del pugno. Ok. Wow. Yeah. 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 Vabbè. Quindi ma facciamo l'esipodio 2 o l'esipodio 3? Noi non abbiamo skippato niente, siamo No, arrivati esattamente dove eravamo l'altra volta. No. Quindi ma questo è il 2 allora, aspetta. Quindi la prima, solo l'altra volta abbiamo visto l'intro così. Questo è l'intro iniziale. Quindi ma questo è il secondo, ok. Allora, ma fino a quando ci fa giocare, noi giochiamo.
Forse c'è una sorta di checkpoint intermedio, parte 1 e parte 2. È vero che abbiamo staccato proprio l'altra volta, non eravamo tornati al menu. Avevamo fatto il salvataggio e abbiamo chiuso. Però poi abbiamo fatto continuo adesso. No, Quindi no, vedremo no, questo no, le Sì. Avevamo finito l'altra volta. Ragazzi, ma io e Gianmarco siamo due organizzatori di supereroi che voi non avete idea. Io sto per prendere questo insetto che mi sta passando davanti agli occhi da 3 ore, lo prendo e me lo mangio in live, non mi interessa. Grazie Gianmarco. No, non so se l'ho preso in realtà. Era troppo... Io se lo acciappo me lo mangio, ve lo dico subito. You just toss it around like that. Mi possono bannare in live per questa cosa? That's Non not what I'm penso. saying. No. How you got this thing inside your apartment anyways? Oh, super heavy, the bugger. I disassembled it and took it in little pieces, which is what I thought you'd be doing. And how long did that take you? 4 days. I get 20 minutes. Ah, prima che mi dimentico, Reagan, Gabri, noi abbiamo trovato un gioco un paio di giorni fa, abbiamo provato la demo. Abbiamo finito la demo. Abbiamo finito la demo, tutto Completa. Allora, noi volevamo portarlo in live in questi giorni, siamo stati un pochino occupati, però piano piano il tempo dove torniamo a fare le live tutte le sere sta per tornare. Io lo dico ogni giorno a Gianmarco quando viene, mi mancate e ci mancate. Dai, che cazzo di prendere soldi? E appare anche il presidente Gianmarco, funziona, yeah! Grazie mille, Reghe, Grazie, bellissimo. voi avete visto qualcosina in giro su internet di un titolo chiamato Four Strike? Lo avete visto? Ne sapete qualcosa? Vi siete informati? Vi informate per bene sui videogiochi? O state a sentire solo alle teste di cazzo in giro che dicono stronzate? Noi difatti ci informiamo con Fabio. No, pure quello stasera. Ma è proprio la Quello io ti serata. ricordo che questo non è il nostro lavoro, sempre, diciamo altro. Però Purtroppo no, allora ne approfitto, no. lo dico adesso così vi do anche aggiornamenti sul perché non ci siamo stati. Con piacere vi dico, abbiamo fatto delle vendite e posso farvi anche un'intervista in diretta ad un cliente del negozio. Salve, signor cliente del negozio che resta anonimo e di cui vedremo solo la mano. Salve. Lei non può fare il nome del negozio perché sennò ci bloccano il canale e abbiamo finito di fare. Lei cosa ha acquistato da www.xxxxxx perché sta censura .xxx Io da Trozzolo Entertainment ho acquistato recentemente un gigantesco ed enorme membro in lattice dalle dimensioni di circa 55 centimetri con larghezza 22. L'utilizzo è stato impeccabile, però quello era per mia cugina, quello l'ho provato prima io. Allora, questo articolo al momento non è stato ancora venduto, ma vi dico ufficialmente, proprio senza nessun problema e nessuna remora, non solo abbiamo il sito principale, ma stiamo mettendo su un altro sito solo con prodotti per adulti, proprio ve lo dico senza problema alcuno. E c'è il nome. E questo abbiamo intervistato. Ora intervistiamo un altro cliente. Sì, è un cliente a caso. Allora, qua da me, visto che casa mia è un porto di mare, mettiamola così, passano amici, parenti, conoscenti, quindi io ho la porta aperta, entrano tutti. Poi è uscito un cliente, ne è entrato un altro. Poi facciamo un'altra intervista. Salve, buonasera. Salve, il suo nome? Il cugino di Francesco. Allora, Gianmarco per gli amici. Allora, io ho acquistato, come parlando anche con Enzo seriamente, mi serviva qualcosa per ovviare al mio enorme problema delle partite del Napoli quando io torno a casa da lavoro. Che vabbè, l'avevo detto anche agli altri, io ho tutto il setup da gioco in soggiorno, dove purtroppo quando c'è il Napoli è Cassazione. L'intervistante può fumare una sigaretta mentre certo, ne parla? fare il cazzo che vuole. Dei social, quindi chiedo le varie informazioni. E di conseguenza serviva una soluzione per questa cosa, perché poi tornavo e bestemmiavo tutti morti, tutti quanti. Qual è stata la soluzione? Assieme al buon Go West Ham XGT. Vediamo, magari retrocedere il Napoli in Serie C sarebbe anche peggio quello. No, fateci sta tranquillo. Sarebbe anche peggio avanti, probabilmente. Tranquillamente, senza... Io neanche seguo tanto il calcio. Io non lo seguo proprio, infatti. Perché no, la soluzione è stata una tranquillissima, e infatti Reagan se lo ricordava forse, la tranquillissima PlayStation Portal,
che è arrivata Aspetta, dite un attimo per sicurezza, visto che ne stiamo comunque parlando, giusto un attimino. Prego. Io metto il tag commerciale, Sì. così caso mai passa la guardia di finanza o qualcuno dice ma del negozio, noi risolviamo il problema a monte. Al momento solo, ragazzi, dobbiamo fare questa cosa. Contenuti promozionali, sì. A posto, prego, dottor Giancarlo. Diciamo, che ha scritto quello? Non si dice, vabbè, No. va bene. Infatti il dubbio c'era, ma siccome poi non so se da quello in Uzbekistan la connessione è rimasta ancora quella di un tempo, io ho una buona connessione e infatti mi sono schiattato già abbondanti ormai 3-4 volte, anche quando torno da lavoro la sera tipo alle 7:30 mentre si aspetta la cena. Beh, accendi là, metti là, prendi, colleghi una Zoom Eleven sulla console e ti metti a nerdare bello sul divano steso o sul cesso nel caso vi possa piacere. Quindi io al momento ho fatto questo acquisto qua con tanto di custodia, perché diciamo le cose corrette, custodia, quindi proprio confezione per portarlo. 20 mega, come vedi. Perfetto. Ma vi dico tutte le informazioni. Quelle infatti interessanti. Vetro protettivo per la console e base di ricarica che stasera tra l'altro sta venendo utilizzata in questo momento, soddisfatto dell'acquisto. Purtroppo diciamo il proprietario è un po' una chiavica, una mappina, è un po' una persona, diciamo, mi ha mandato più volte foto del suo membro totalmente nudo in chat. Ma era per farti interessare al prodotto, però poi ho sbagliato la galleria mandando l'immagine. No, quella è un'altra cartella di lavoro, quella là. Quindi, però a parte questo è arrivata, bravissimo Regan, è arrivata già sburata. Ma ho detto gliela faccio arrivare senza, a questo punto gliela facciamo arrivare. Quindi l'unica pecca forse è quella, ragazzi, poi devo dire la verità, l'impacchettamento era perfetto, era imballata peggio di un missile atomico praticamente, tutto bello sistemato, è arrivato in farmacia, spacchettato con i colleghi, tutto a posto. Quindi voto 1 su 10. Ok, allora, mo questa cosa è una pubblicità, mettiamola così, però tu sai come sto cercando pure di portare sul canale tutto il concetto di verità che ormai non c'è più. Mo ti faccio una domanda, tu in maniera totalmente sincera, non pensare che sto io qua, pure vedendo i prezzi, che io la prima cosa che ho detto a lui è che di base abbiamo preso un accordo per le spedizioni, quindi ci siamo accordati, abbiamo messo anche le spedizioni in maniera allineata, corretto, tutto a posto. Fin dove è possibile, mo vi faccio fare pure una risata, credetemi, ve la fate grossa. Noi mo non diremo i prezzi in live, no, io però ho sempre detto a Gianmarco, io ti faccio vedere noi a quanto la possiamo mettere, se a te sta bene la compri, se no gli ho consigliato di andarsela a prendere da un'altra parte. Verissimo. Dei prezzi, mo ti ho detto, fa che io qua non ci sono. Sì. Che ne pensi? Anche del fatto che posso confermare al 100% che ci stiamo muovendo, a differenza degli altri siti, in un unico modo. Il prezzo con cui ci trovate su Trova Prezzi o qualunque altra pagina sono prezzi con spedizioni incluse. Non dovete spendere altro. Non è che andate in giro, con tutto il rispetto per le altre pagine, poi ognuno sceglie come mettere le cose. Però capita che andate su qualche sito, cercando vi trovate un prezzo. Poi andate sul sito, mettete nel carrello e dovete metterci le spese di spedizione. No, tutti i nostri pezzi, confermo, stiamo andando a vedere pezzo per pezzo, sono tutti spese di spedizione incluse. Tutti. Come ti sei trovato? Che ne pensi dei prezzi? Perché tu hai visto pure gli altri. Sì. Allora, per quanto mi riguarda, per tutto quello che ho preso io, contando anche quanto costava poi all'uscita questa suddetta console, ho preso tutto quanto il pacchetto insieme. C'è una persona in chat molto nota qui, attenzione. Attenzione. Questo è un futuro cliente. Sì, questo è un futuro cliente. Ok. Domani abbiamo una call con questo cliente dal vivo, dovrebbe essere. No, Carmine, stavamo giocando, all'improvviso sto intervistando un cliente del negozio che giustamente è un mese che manchiamo dalle live. Che cazzo di fine avete fatto? Il microfono è vero, abbiamo i doppi. Quindi per quello che ho speso, che non si dirà ovviamente per fattori di privacy, io credo di aver speso onestamente il giusto, anzi molto sotto al budget che avevo, dato che dovevo comprare un PC e poi alla fine ho deviato, quindi onestamente io sono soddisfatto in toto di quello che è stato il tutto. Ora, piccola risata, il dottor Mercury già sa,
Allora, se uno... Noi abbiamo venduto 3 prodotti, va, ve la dico proprio in tutta sincerità. Il primo è stato quello di Gianmarco. Eccomi. Il secondo è mio fratello che ha voluto anche lui provare a prendere qualcosa e tutto è andato correttamente. La carissima e sempre gentilissima Martina ha detto: Vincenzo, per il tuo sforzo in questo periodo ti voglio fare un regalo. Vuoi fare una prova dal sito, ti prendi qualcosa? E non c'era il catalogo, quello che abbiamo sul negozio. Ragazzi, mi hanno dato l'ingresso per un parco giochi. Ho detto, vai su tutte le giostre con voi, puoi andare su una soltanto. Una. Però ci vai. Però ci vai. Ragazzi, io ho scelto un titolo. Il pacco a dottor Gianmarco è arrivato tutto correttamente. Perfettamente. Il pacco di mio fratello nella mia stessa abitazione è arrivato tutto correttamente. Il pacco mio io sto aspettando da un paio di giorni, non so, mettiamola così, il tutto già è stato segnalato Sì, sì, sì. e si sta vedendo di risolvere la cosa, però diciamo che la sfiga ha colpito un attimino anche me, però il tutto funziona correttamente. Mo, Gianmarco ha fatto la prova, sì, Giuseppe ha fatto la prova, sì, il dottor Mercury in questi giorni, se accetta e si trova con tutto, sarà un prossimo cliente. Dottor Mercury, vuole dire ai ragazzi in chat cortesemente quale sarà il suo acquisto? E non il fallo di Ma Roma, ragazzi, perché quello ce l'ho io. credetemi, non ho detto a Carmine di venire in live, è puramente casuale sta situazione e quello che vi dirà è la verità. Quindi non ce la siamo organizzato sto break pubblicitario così in un certo modo, no, sta capitando tutto in maniera randomica in live. Un dildo gigante con rufi sopra. Allora, io c'ho sempre quello che a noi costa tantissimo e che dovremmo mettere minimo, non sto scherzando, ad un prezzo che va dai 15.000 euro in su. Però ho preteso da Martina di mettere nella descrizione del prodotto una cosa: chiunque in Italia al momento comprerà quel prodotto, io glielo devo consegnare personalmente. Ho detto Martì, o mettiamo sta nota o il negozio non si fa, che non ci sono alternative. A volte il caso non è mai casuale. Dottor Mercury, sei stato ricattato dallo streamer, mandi un emoticon in chat. No, Regen, tu non hai capito come funziona. Pure i miei amici, quando vengono a casa mia, non è che sono io che minaccio, sono i miei amici che minacciano me. Quindi non ti preoccupare, qui nessun Mercury è stato minacciato o maltrattato durante le trattative o i suggerimenti di gioco che gli sono stati dati. Quelle 5 minuti, io poi non sono il tipo adatto per fare a botte, mettiamola così, quello basta che mi buttano in un angolo, sono 2, finisce subito la cosa. Oh, dottor Mercury, dica sinceramente qual è la sua intenzione d'acquisto. Se si trova naturalmente un accordo e un modo in cui vadano bene tutti. Oh, ecco qua. Io potrei già dire che la pagina potrebbe essere online e il dottor Mercury potrebbe trovarsela adesso. Però perché devo far andare solo il dottor Mercury sul sito? Allora, quindi, tutti presenti, io vi posso dire che se andate adesso sul sito è ancora il tutto in fase embrionale. Abbiamo ancora molte grafiche da aggiustare, quindi scusate il disordine, ma abbiamo messo una cazzutissima collezione raccolta meglio di alcune blind box su cui abbiamo il piacere di aver messo le nostre grinfie sopra. Vi potete registrare in questo momento sul sito, non solo le potete ordinare, ma molte le abbiamo anche in preordine, saranno disponibili nelle settimane e nei mesi successivi. Quindi ragazzi, se volete andare a comprare la notizia ufficiale, ve la do adesso, non aspetto più. Potete iniziare ad andare sul sito e registrarvi perché gli oggetti stanno arrivando. Già è possibile acquistarli già adesso. Quindi quando volete entrate sul sito, vi registrate, iniziate a vedere quello che c'è e nei prossimi giorni iniziamo a caricare sempre più. Action figure. Ne sono arrivate alcune oggi dei Funko Pop a tema Marvel. Aspetta, te le faccio vedere subito. Di queste mi devo ancora preparare le schede tecniche. Questi qua già Mox. Ah, ok. Questi qua So che cazzo, sì. e non stanno neanche tantissimo.
Quindi per questi qua addirittura stiamo cercando Ok. di pensare a qualcosina, visto che comunque si sta avvicinando Natale. Quindi chi si vuole andare ad iscrivere, ragazzi, siete i benvenuti. Basi Bazar è semi aperto, è un cantiere. Chi vuole venire si viene a fare una facciata. Se non volete venire, non venite, però poi vi mando Gianmarco a casa. Ecco, sta facendo la pubblicità Red Shoulder con Stefano De Martino, io faccio le pubblicità con Gianmarco. Sì. Bussiamo a casa vostra e vi trovate Gianmarco davanti. Allora, a questo punto, ragazzi, mettete, ve lo dico perché stiamo iniziando sempre più ad andare sotto un effetto valanga per caricare un prodotto, per farvelo arrivare a voi in maniera definitiva e totalmente acquistabile. Ci vuole un bel po' di tempo, però ci stiamo velocizzando un attimino sempre più io e Martina, capendo al meglio i sistemi. Ad un certo punto inizieranno ad arrivare cose a valanga, quindi voi entrate, c'è anche la newsletter, stiamo iniziando ad attivare tutto. Se vi volete godere i guai e capire i casini che succedono, seguite la pagina e che vedrete all'improvviso cambiare le cose senza che ve ne rendete conto. Anzi, ci potete dare anche un feedback dai clienti, come clienti. Quindi se vedete qualcosa sulle pagine che non funziona, qualcosa che non va, voi lasciatemi un messaggio quando torniamo in live o quant'altro, fatecelo sapere subito. Mi dite qualcosa, me lo segno, o mi lasciate un messaggio privato e io poi vedo di far aggiustare quella cosa. Vabbè, ma la differenza tra Jammox e De Martino qual è, ragazzi? Cioè, Non c'è. stiamo pulendo, sistemando i box, mettendo le varie offerte, stiamo vedendo di attivare tutta la parte grafica e quant'altro. E preparatevi alle pubblicità sui social perché non siamo più in due, io e Martina, siamo in tre. Adesso abbiamo preso anche una ragazza che ci sta dando degli enormi suggerimenti lato marketing, quindi a breve iniziamo pure con le pubblicità che si aggireranno tra la mucca in mutande con una banana sulla schiena che saluta un koala e dà dei suggerimenti d'acquisto, a Gianmarco che sfonderà un muro grazie all'IA. Così. E saranno tutte cose pubblicitarie che faremo sul canale. Quindi per questo siamo mancati questo mese. Ecco, mettiamola così. Solo che mi tutto cazzo di fatica solo su quello. Vorrei anche tornare a fare le live, perché a me mi piace fare questo e vorrei continuare ad essere libero su questo. Mo, abbiamo parlato pure troppo. Il momento ADV è finito. Mo devo soltanto togliere la sponda commerciale. Rimettiamo il gioco. Ok. This feels like you could be a little gentler with it. It is, you know, my whole fucking life. Every time I walk in this place, I get sad. That not happen to you? No one ever tell you that? No, il minimalismo. Abbiamo praticamente un cazzo. Brother, it is your life, but it's no kind of style. This the type of apartment you see when the detective kick the door in, you know? Shine the flashlight, serial killer shit. All right, I get it. Can we focus on... Where the Astro Pulse at? Lost in the blast while I was flying. No clue where it landed. I spent a couple weeks after it happened trying to track it down. It powered the whole suit. Yeah, it's the only piece of the suit my dad didn't have schematics for. That gonna be a problem? Ah, might not. We figure them out. How'd you know about the Astro Pulse? Oh, brother, everybody know about the Pulse. There's actually two wicked pieces of tech, huh? First you get the Astro Pulse, this genius design energy cell. But inside them, you get the stellar core. Can I help? No, brother, you good. What's crazy is when you mix the control fusion reactions with the plasma containment. Oh, brother, you got a core one super crazy energized plasma state. Unreal stuffs, like you caught one small star and chop them in a bottle. Genius. So that sounds pretty fucking important, Roy. You said we're good. The Astro Pulse super awesome. Io non sto pensando che domani mattina dovrò dire a Martina quello che è successo adesso e mi ucciderà, perché questa è una cosa che dovevamo presentare tra 2-3 settimane. Però vabbè. Aspetta, comunque quasi 100k, 200k sblocco con Gianmarco per stream. Va benissimo, va benissimo. Va bene. Va benissimo.
No, mi dispiace ragazzi, riscatta singolarmente. Singolo. Quello guadagnali anche tu e mi fai fare la stream 2 volte e una volta Rega. No, noi decidiamo il titolo, non ci sono problemi, io faccio sedere, anche perché la sensazione è la prova di sedermi al suo posto, io l'ho sempre avuto, quindi vorrei provare questa esperienza. Io gli spiego le basi, gli faccio partire la live, poi va lui punti già nel live, due punti. 2 centimetri, capito? C'ha un punto a un centimetro a punto, 1,5. Vabbè, 2 punti che vogliamo fargli fare bella figura. Mo scende e vedi come la media. Mi sto cacando sotto quello, guarda. Quello, che paura. Oh, terrore. No, il braccio di Iron Man. Quello là un po' stiamo andando a parare, quindi giustamente. Prima ci fai fare altri minigiochi e dobbiamo vedere di riuscire ad aggiustare il Mac. Grande Royd. Non è solo enorme e potentissimo. Addirittura gli possiamo fare forse pure un upgrade grazie a lui. Royd, I don't know what to say. Thank you. Thank you is what I need to say. This is unreal. We make the man Mecca again. Madonna, meno male che non te l'ha dato lui a te il pugno. Non posso infatti. Bello Doggo, guarda che meraviglia. Cioè, per questo gioco non l'abbiamo pagato manco tantissimo. Lascia perdere. Ehi, No, Hey, watch where you're going. No, zio, perché dai offrire il golem è buono. lui sta sempre da solo, forse qualcuno che gli parla gli può fare piacere, Gianmarco. Ho capito, ma gli No, hai fatto la Mercury, cazziata. ci stiamo proprio speziando con sto titolo. Molto figo. Bello proprio. Oh, Waterboy. Che ha scritto? Non si legge Hey, più niente. Chase, I need Vabbè. a favor. Vabbè. Favor? It's not enough of a favor getting you this job working with those stupid ass pieces of. Oh. Ehi. Oh. This, huh? C'è un cliente in farmacia che c'ha un cane tipo questo. Bellissimo. He's the favor. You mind keeping an eye out? I feel bad leaving him. Già sei alone, preso, but I bro. don't want anything happening to him. Robert, I would literally let everyone here melt the eternal. Non posso. Allora, un problema già ma l'abbiamo risolto. Mo ne è arrivato un altro, aspetta. Lame little guy. Ah, bello. Oh, no, I refuse to believe that's what he sounds like. Robert, you got a sec? Sure. È bello, biffa. Allora, mo dobbiamo andare per bene. Sì. Mo ci ringrazierà Tromba. per quello che abbiamo fatto. No, non è questo. With Ecco, Phenomenon. vedi? Oh yeah. Con calma, How's dinner? con calma. Oh, Sono it was fatti per stare awkward. insieme tutti e It's why due, I didn't want you quindi to come. con calma. Phenomenon and I broke up. Ma quando ci dispiace, ma porca la miseria, guarda. Ragazzi, No. è fatta. Timing felt È right. fatta, vai io. No, I don't know. Sometimes you just sempre gotta con shake it calma. Fatta. Non up. diventa It felt a Wolf of little Wall Street impulsive, adesso. but maybe it was a long time coming. Mi dispiace. Partiamo dai I'm really bassi. sorry to hear that. Scusa. It is what it is. No, dottor Mercury, Quindi solo un adesso limone. possiamo andare a cena. I was Beh, thinking forse about it un over po' the weekend. prematuro. No, and dico proprio quando si I'm presenterà not l'occasione. from the Z team. Or you are, rather. Maybe I'm just looking to shake things up all over the place. Create a sense Sei of proprio sicura? urgency. You sure? Noi un about nome that? già ce l'abbiamo, quindi. Well, less sure now. You think it's a bad idea? I'm just not sure how it'll play out. Ok. The reality is, cutting someone towards the bottom of the leaderboards will show everyone we're serious. I'll Aia. let the team know. Oh, I already did. I suppose it'll be an interesting shift. Guarda, zio, mo dobbiamo fare una scelta, qualcuno deve andare fuori. Ma il nome già ce l'abbiamo. C'è pezzo di merda. Catena. Ma pezzo di merda proprio si presta a sta situazione. Ma vediamo un attimo se ci fa parlare prima con la squadra, Exactly the però. information the leaderboard gives you. Cioè, lo zio, guarda, Flambé, lo zio, in realtà è proprio il primo di tutti quanti. Però, Da loro, lo zio, cioè, è proprio forte. Poi è allora, un ma vediamo il cazzone. gioco cosa ci permette di fare. E Sonar, come. you alright? Why are you sending a distress call when you haven't left the building? Could you send a locksmith downstairs? What happened? Coop seduced me. I said, hey, want to see something cool, and then handcuffed you to a squat rack. But you said it with a hot voice. Se ci pensi, tu vedi una cosa Okay. interessante? No, Blazer E ti mentioned someone's ammanetto. getting cut, but don't let that distract you from doing a good job out there. That's what you'll be judged on. What a bunch of bullshit. Sorry, what's bullshit?
How is that? Yeah, only God can judge me. Okay, false. I am judging you right now. Bullshit, because it's not like you gotta deal with this kind of bullshit. Also false. Of course I'm being judged along with the rest of you. Do you not know what a job is? What the hell is going None on? of us have had real jobs, dude. How is this a surprise to you? All right, fine. Just ignore the pressure and do your Ma jobs. se deve sfidare i You don't need to pesi. first, Sì, Regan, I però just poi comunque can't si be deve togliere asked. la manetta dal suo, tipo, non Problema. so, non puoi girare con quella cosa così. Can somebody go down to the gym Tu and dici help però me? O se almeno lo poi- prende come power up e se lo porta dietro, no. Stiamo dando il turno, non è iniziato ancora. Allora, salve. Allora, F e il bonus questo qua. dove possiamo... Quindi possiamo no, far dove stiamo tornare tornando, qualcuno che sta riposando lo velocemente, facciamo ok. tornare subito, buono. Oh, ehi, allora, rimuovi i resti del mostro gigante dalla spiaggia, carica i resti del mostro gigante nell'autocompattatore, ingente presenza di giornalisti e Oh, civili. buonanotte, quello. Ciao, bello. Quello, buonanotte. Oggi qua potrebbe andare bene Golem per la forza e mandare una col dialogo Io pensavo per... Prism per i giornalisti. per quello. È Golem per la forza, però. Allora, Golem si è buggato, Si è però va buggato, però, che bene. peccato. Prism si è automessa, ma va bene così. Manda, ok. E qua dovremmo stare a posto. Adesso, pazzi. Golem ha pubblicato la posizione di No, Allora. niente, distraidi con una canzone? Non lo so, lo zio. Ah no, oggi quello Golem si trasforma, perciò c'ha la forma così, non è un bug. Mi pare che cambiava pure l'aspetto forma. Ha funzionato, però. Ok, meno uno. No, meno Golem, però, tipo fai cazzi tuoi. Meno uno. You know, this is really fucking immature, guys. Serves them right. Ok. You let your guard down, you perish. That's a pretty fucked way to live. Emphasis on live. Oh my god. Allora, You do realize that sabotaging each other isn't going to guarantee you a spot on the team, right? Fucking idiots. sei un figlio di Bottana, è stato tutto il tempo là dentro, è stato. Porca la miseria, che zitto. sfiga. Se prendi un'altra ferita va pure il gioco. Guarda di quanto, guarda, lo vedi? I mortacci su. Vabbè. Allora, recita bene la parte dell'acquirente, manda preferibilmente qualcuno che sia ferrato sugli stupefacenti. Allora, aspetta. Magari lei? Ragazzina swag. Però forse ci vuole anche un po' di intelligenza. Info. Aggressione, furto, rapina. Dolorosa aggressione. Dipende Possesso di droga. Sì, lo si deve andare lui. Dobbiamo mandare lui. Dobbiamo mandare il pipistrelon. E qualcun altro. Con dialogo alto. O mandiamo tutte e due, stiamo coperti. Perché sennò Pure Malevola non sarebbe male, Give 'em andiamo hell. male con la dai. Truck bust? Fuck yeah! My two favorite things. Trucks and boobs. Ok, giusto, c'ha ragione. Vabbè, sono super cattivi, si divertono così. Poi piace pure i super buoni, stai che queste cose. Questo è un altro discorso. Turtle fans moved in, flipped a grill, started a fight, and... Sede la rissa tra i tifosi di UCT e CSU. Se necessario passa all'offensiva. Allora, ci vuole lui. Sì. I'm doing it. Oggi dialogo e forza, quindi volendo panciappe. Questo secondo me fa bordello oggi. Toh, Panciappe lei, toh, sì, vai, volendo. mettiamola così. Sending me? Mi piace lui. You must be pretty fucking Dici desperate. Sonar, quello che gli It's piacciono cool le tette e though, la you know, droga. desperate's kinda my type. Ragazzi, tutto insieme, Send me aspetta. fucking coffee, don't Ma forget perché? fucking Ma perché ve lo state mettendo a quel servizio l'uno con l'altro, ragazzi? Espelli dall'organismo, la mente è più forte, concentrati, combatti lo stimolo.
Oggi No, la la- logica, sì. combatti lo stimolo, perché andrà su forza e c'hai 2 almeno, o 2 o 3. Mente ce l'hai bassa là, è 1. E spelli, non so, forse su destrezza, ma o su resistenza. Io andrei su O combatti al lo limite stimolo. la usi come combo, gli fai una scorreggia in faccia e va giù. Vai, combatti lo stimolo. A posto, va bene così. Va bene così. I think it worked. Allora, mia nonna è appena stata truffata. Parla con la vittima e ottieni informazioni sulla truffa e sul truffatore. Serve del dialogo qua oggi. Dobbiamo far tornare alcuni di loro. Però Golem lo puoi mandare oggi, Al Golem. pelo proprio. Allora, vediamo questa qua. A posto, questa proprio. Perfetto. Tutto a posto. Mo. Che cazzo è successo là oggi? I'd be impressed by this Ma if I perché? wasn't Ragazzi, ever in ma prison riuscite a... Cioè, il pain. primo giorno di lavoro tutto a posto, mo litigano tra di loro. Allora, capiamo un attimo. Stai mettendo un suono acuto per assordare Sonar. Tappati le orecchie, resisti al rumore. Oggi secondo me rintraccia la fonte. Andrà Perché su è intelligenza. Sì. Immagino. Dai. No. Cioè, va. Però di Smingol l'abbiamo Vabbè. ci è andata di culo. Cioè, tappati le orecchie era intelligenza, vabbè. Vabbè. Ok. Vabbè, è andato. Allora, questo qua. Ah, sì, questo abbiamo cacato proprio. Questo è andato Questo proprio voleva male. forza e difesa. Ah, Lozzi, ma perché giustamente cosa è tornato indietro? Quelli quando si sabotano fra di loro, torna Ne indietro. va poi quella. solo uno e non ci abbiamo il bonus. Siamo Perciò siamo inculati, stati sì. pullati pure prima. No, Lozzi se ne andai con Krunka. No, e non possiamo lavorare così. Infatti per questo il gioco forse te la fa fare così la seconda giornata, proprio per Appunto a farti tema. capire. Quando i giochi sono fatti bene, dicevamo prima. Allora, Parla con la tieni vittima. informazioni. Allora, vedi Golem che c'aveva prima. Allora, Golem prende più cervello se lo mette, se va qua. Tieni informazioni, potrebbe andare bene. Quindi tutto dialogo, Lozzi. Questi però stanno tornando, vedete quanto tempo ci abbiamo ancora? C'è Aspetta, ancora abbiamo un per metà. bel po'. Aspetta un attimo che mo ne tornano un paio. Allora, 1, 2, già così. Già così. Questo più. Parla con la vittima e siamo messi Sì. benissimo. Ottieni informazioni. Secondo me Lozzi tanto alla fine o è cervello o è dialogo. Sarà cervello perché forza e cose. Non vorrei che ottieni informazioni sia movimento, cioè muoviti per cercare le informazioni in giro mentre. Tirate per i capelli, però. Lo so. Allora, vai a questa sensazione qua, tua. no, questa qua, mo proviamo questa qua, cerchiamo un attimo di capire. C'è una frana. Swift as the night, sharp as my knife. Ok, hanno deciso loro di andare. Lozzi, però fidati. Fidiamoci. Roberto, my boy, excellent choice. First of Vediamo. many we could make together. È strano proprio questi sono. Basta però, aiuto. Sonar. Sonar. Ma perché siete passati in una lezione di acqua Your death warrant. Worth it. Allora, lei che Next c'ha di time, statistiche, promise a man boobs. schizza No le one promised you vanno. anything. Lozzi, allontanati a dorso, c'è l'agilità. Ah, la soluzione più logica. Per forza. Mangiato. That's nothing. You should Noi siamo stati sfigati proprio. Però vabbè, ci siamo andati comunque vicino. No, si stanno sabotando una marea oggi. No, ma mo ci vuole super cazziatone a fine giornata. Perfetto. A posto. My tail's wagging, I swear. Allora, addirittura a 2 gli dobbiamo dare dei punti. Guardate di usare il caffè, Lozzi, che poi sei in difficoltà. Allora, possiamo dare un punto a lei e un punto a Malevola. Lozzi, a lei porta a 4 intelletto, come dicevamo le altre volte, facciamo la build, tutte cose a 4 e poi la bilanciamo un po'. Ok. Te invece
Allora, lei la potremmo fare. Tratti di mettere un po' di movimento in più. Vogliamo Movimento mettere più anche del combattimento. Mi piace. Mi piace. E siamo un pochettino tranquilli. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Ti piace? Sì, mi piace. Allora, questo qui. Ok. Almeno fanculo 2 su 3. Così già ci Se la accontentiamo. finiste di intralciarvi fra di voi sarebbe meglio. Sonar può prendere un punto. L'asilo però c'ha la doppia build, ci dobbiamo ricordare. I punti però sono sempre gli stessi. Quello mo switcha lui, questo switcha ogni volta che lo manda in missione. I punti sono gli stessi. Allora, la forma qua, l'oggi quella base, buildiamocelo per le cose tipo carisma, movimento e intelletto. Quindi portiamo il movimento a 3. O il carisma Questa qua. cosa che stavo pensando, no, dargli proprio un movimento a lui in più. Altri non ce l'hanno. Possiamo metterlo, non ci può mettere all'altra forma. No, i punti sono gli stessi per tutti e due. C'è pure uno di quelli con la scelta. Aspetta un attimo. Ma che era il truffatore. Ok, aspetta. Vai, sì, tanto le altre si fermano, quindi... Sì, per fortuna. Questo mo com'era? Aspetta. Freccia. Ah, ok. Alright, let's see where Questi mo this iniziano a asshole is. diventare più difficili. Che cos'è nostra Okay, novità now over adesso? here. Dobbiamo trovarlo. Trova la frequenza. Warmer. Oh, ehi. No? Ehi. Nearly there. Bingo. Ok. Un po'. Got him. Godol. Ok, a posto. Là. Raggiungi i tifosi scalmanati, proteggi Terrence la tartaruga ad ogni costo. Oggi invisical e punch up. On it. Sgrodol, esatto, bravo dottor Merck. A culetto ce la siamo No, si è trovata fatta male pure per per me. bene. Cazzarola, ragazzi. Into my Ragazzi! with my face a little bit. Ma ci ha pagato un ragazzino affinché seguissi il musicale con una videocamera termica. Yeah, try it. Ah, boh, seminalo. No, però c'ha la videocamera termica. Che cazzo sei? Vabbè, no, con la semina nel senso corri talmente tanto che lo lasci indietro. E va con movimento. Logica. Vai. Mobilitati. E ti sei mobilitata bene, dai. Va bene così. What's the matter, kid? Can't climb fire escapes? Idiot. Allora. Can we get some help over here? The lot is packed. No one moved in like an hour. Indirizza il traffico per farlo circolare, risolleva il morale e attira l'attenzione dei guidatori. Che devi andare tu? Sì. E qualcuno con intelligenza che dà una mano per coordinare il traffico. Manna malevola. Devo dire. Yeah, fine. Poi invece un treno cibernetico Vanco sta per schiantarsi contro un vagone merci fermo. Ferma il treno prima che si schianti, recupera il carico prezioso a bordo. Qui ci vuole forza. Oggi potremmo fare golem e sonar. Recupera così. Magari. Qua lui però c'ha più dialogo. Aspetta. Hell, man. Yeah, okay. Sono flamboide. Però mi piace di più con sonar, onestamente. Movimento e forza, dice Reagan. Dovrebbero andare. Allora siamo piazzati bene. Abbiamo 6 e 4. Più un 6 a vigore che un male, po' glielo io. butto dentro e male Secondo non me ci queste fa. devono essere. Anche perché Coupé è ferita, se viene danneggiata di nuovo pure lei muore. No, è l'unica soluzione. Anche Golem in questa qua. realtà è ferito, quindi se succede un casino mo Ci scappa. troviamo tutti, no? Questa è la combinazione migliore. Cioè di più non possiamo fare. Flambé al limite ce lo teniamo la mattina per fare No, le ma chi se la uova. vanno a casa così?
Però paradossalmente, guarda, aspetta, no, dobbiamo essere obiettivi. È l'unico che non ha rotto il cazzo a nessuno per il momento. Perché non manda con nessuno. L'ultima volta è andato in missione ha dato fuoco all'obiettivo. Poteva fare qualche scherzo alla sede, non l'ha fatto. Però lo fanno in missione. Flamme che fa? Dottor Mercury ipotizza. Fa le cosiddette carciofole. Fa una piccola ipotesi. Al momento ci ha solo rotto i coglioni e all'improvviso è uscito dalla base l'altra volta da solo, è andato in mezzo ad un terreno e ha dato fuoco a tutto creando un problema. Ecco. Così. Ah, a parte quelle... No, questo. Le fa arrostite. C'ha il doppio potere, Cioè lui le fa apparire e poi le fa diventare pure arrostite. Controlla fuoco e fiamme e fa questo. Al momento ancora abbiamo sbloccato i poteri aggiuntivi. Ma tanto verrà questa è la sua bella presentazione. Incendio doloso. Lui è una rottura di coglioni. Abbiamo conosciuto il primo nel primo episodio in un bar e diciamo gli abbiamo fatto perdere un detto. Allora, qua li mandiamo a sto punto. Forza. Oh, molto simpatico, molto simpatico. Allora, 3 casi e li abbiamo tutti e 3 coperti. Ci voleva velocità. Per non dire parolacce. Ci voleva la agilità, vaffanculo. Questo sempre perché si continuano a danneggiare l'un l'altro, perché avevamo mandato in Visigal, ma Panciappa ha deciso di rompere la minchia. Le combinazioni, il primo episodio abbiamo giocato bene, questa è la cosa che ci ha detto. Perché non si intralciavano. Qua, quando non si intralciano, vedi, riusciamo a farli tranquillamente a gestire il tutto. Di qua. Oh, questo qua ce l'abbiamo fatto. Ok. Questo che voleva principalmente? Voleva resistenza e velocità? Resistenza, vigore, un pochino di intelletto. No, e vedi io qua per esempio no, ma noi dobbiamo pensare, a parte i 2 che dice qua, un pochino sulla situazione in generale. Io ho frainteso proprio la scritta, io vedevo che ferma il treno. No, la situazione per forza sta andando così, sto gioco è fatto bene, cioè non è qua una semplice parte di gameplay dove noi stiamo giocando male, siamo stupidi, non capiamo eccetera eccetera, no. Per come sta andando la trama del gioco e capendo anche quello che stiamo vivendo, queste persone mo si stanno facendo uno sgambetto l'una con le altre perché sanno benissimamente che chi oggi andrà una merda a lavorare verrà licenziato. Quindi è normale che a livello di trama sta succedendo tutto questo, assolutamente, cioè che sta succedendo sta cosa, lo sapete, noi quando giochiamo cerchiamo di fare pure bella figura con voi, cioè, facendo il possibile per ottenere sempre punteggi migliori. In questo caso non solo a noi non ci dispiace che stiamo sbagliando perché il gioco è gestito benissimo, ma perché a livello di trama fila tutto così logicamente tra le parti recitate che abbiamo visto, e quindi ci siamo visti e ci stiamo seguendo comunque una piccola serie TV in maniera molto interattiva anche giocando. Va benissimo così, è giusto che succeda così e che sia stato scriptato e scritto in questo modo qua. Questo è come si fanno i giochi bene. Per i giochi fatti male chiedete alle altre case di sviluppo, ci sono tanti esempi in giro. Una persona mi ha mandato un sito che vorrei vedere in live con voi, sono 80 pagine con suggerimenti e informazioni su, secondo internet, oggi quali sono i giochi woke e quali non lo siano. E abbiamo visto delle cazzate in quel link, ma delle cazzate in quel link che voglio sentire pure il vostro parere, perché dobbiamo capire se siamo io e Gianmarco scemi nel profondo, o forse in giro ci sono persone che non dovrebbero parlare di giochi ma andare a zappare la terra? Domanda col punto interrogativo. Allora, ci abbiamo un punto a golem. Io so che può sembrare la cosa più scontata, però un po' di intelletto e nelle situazioni un pochettino difficili come quella. Che vuoi? Ho un full vigore 5. Magari bilanciamolo un pochino di qua per il momento. Allora, il colpevole è stato visto fuggire dalla scena del crimine e vuole andare malevola.
corsa. Penso può andare... Non lo possiamo neanche cambiare, le caratteristiche sono strane però così. Ok, vabbè, vuoi andare tu? Vai tu. Maybe. Maybe, ok. Stay out of my way. Fuck off. What are you doing, Invisigal? Questa è una missione secondaria così. It's like you said. Cioè, una missione way to vista win this leaderboard. direttamente. Yeah, that's not what I said. Ma questimo ci sono Pretty sure tutte that's what le he said. Appunto, giustamente si stanno intralciando perché non Magic, che cazzo fai? Perché non vogliono essere mostrare le eliminati. telecamere, aspetta. Ma questo è quello, oggi mi sa. Sì, è il ladro dell'altra È proprio volta. lui. È lui. Yeah, so Lightning the struck. just ran by was lightning struck. This is now the second time that you let him get away. No shit. That's crazy. No, ragazzi, calma. Porca vacca. Vabbè, succede. The way things are going, I cut the whole damn team. You need a reset, Robbie. All Z team back to base and in the conference room in 20 minutes. Mamma mia. Ho capito, ma noi ci impegniamo. Allora, mo mi dispiace, ma mo bisogna fare una riunione. Sì. No, qui qualcuno No, deve e non andare possiamo fuori. continuare così. Quindi mo o si lavora bene o no. Che io devo dire sta frase di continuo in questi giorni. Vabbè, Perché è vabbè. giusto così. Va benissimo Perché così. è proprio cazzo giusto. Ci ho detto, ma stasera vado in live così non dico quelle cose, le devo dire pure qua. Va benissimo. Allora, mo come ce la fai gestire sta situazione, Gio? La magica. Can Ma levo la everybody sita al sit chiappo down ti fa this male. time? Penso di sì, dottor Mercury. Hey, can I get your attention, please? I would like to get started. Poi, attenzione, uno può sempre dire no, Dagli la sedia. No, Lem, prendi la sedia. Hey, Ma io gli volevo dare la sedia per farlo sedere, non per dargliela in faccia. Vabbè, c'è stato un fraintendimento. Infatti, I'll sit on the floor. suit yourself. Ci dici dove vuoi. What's going on? Oh, I offered him a seat. vabbè, lui giustamente è grosso. Allora, So we getting this party started? Yeah, what's this shit about? Let's go. Come on. Fucking wasting my time. Let's go. Okay, as you know, by the end of today, one of you will be cut from the Z team. aia. C'è un attimo di pausa. C'è un attimo di... Avevo detto i fuochi dopo il licenziamento. Prima il licenziamento, poi i fuochi d'artificio. Ma mai il tempismo non ha funzionato. Noi a Flamme non l'abbiamo mandato in missione. Mo il meme è cacciare Flamme dalla squadra che è primo in classifica e non è manco andato al lavoro, praticamente. Fuori. Ma io non ho fatto fuori. Put me from a job I didn't È want. nata a ca- Miss Blazer, Non penso. Ciao, non maybe penso. Carol. if the dispatcher who knew what they were doing, you wouldn't have to No. throw no. No. I'm standing right here. Nicki You can talk Minaj. to me. I wasn't talking to you, bitch. Which weak ass superhero team did you come from? Fucking Geek Squad? Doesn't matter where I'm from, Cardi C. What matters is I'm here to Ah, proprio figure le out who buttate stays tutte le and who battute. goes. Ma ci invitate a nozze così. Let the man talk. Okay, whoa. You talking shit, Lei... hipster motherfucker? Over here looking like Mumford fucked all his sons. That was funny. See? We're just busting balls. Keep talking. You won't have your tiny inbred balls left to bust. Ask next time, or there won't be a next time. Don't threaten me, you butter knife bitch. Okay, I'll make this quick. Però lei sta sgarrando, Prisma. Most Sta people sgarrando. will look around this room and see a bunch of villains. Not even the Proviamo super kind, la just strada, plain ass. vi diamo una possibilità. Lavoriamo tutti bene e non cacciamo nessuno. Se c'è questa possibilità, io la That's not what I scelgo. see.
No. Because lucky for you, Flambe unlike fuori. most people, No, no, no. Flambe Io davo la possibilità piano. pure a around this Flambe. room, what I see is Potenziale. Got there in the end. unfortunately for you, it's a curse. Because there isn't a thing in the universe that goes more wasted than potential. And despite how common it is, no one seems to forget. It's what they whisper when you leave the room. Oh, so-and-so had so much potential. It follows you forever. I'm here to help you lift the curse of potential by getting you to fucking do something with it. Oh. You're all part of the Phoenix program. Any of you know what a Phoenix is? Ooh, city in Arizona. Yeah, the sweltering balls. No. Sì, cioè sì. Florida's the dick. Then Louisiana's got to be the ball sack. Just, you know, position. The Phoenix, Va bene. Grazie, grazie. according to Grazie. legend, is a beautiful Grazie. bird of prey that was so tired of its immortality, it tricked the sun god into dropping a spark on its nest Chissà to set it sniffando il ablaze, cane. burning it to shit. But instead of dying, the Phoenix Sta per emerged succedere from ash, qualcosa? reborn. All of you in this room are phoenixes, and it's obvious what that means. But for you dumb ones, I'll Il cane spell sta it out. sentendo qualcosa, o scoppia qualcosa The ma Phoenix all'improvviso. symbolizes Potrebbe redemption. essere, It's what you're here for. It's what connects everyone in this room. To burn up who you were, to become who you were meant to be. Phoenix is also a lame-ass band my lame-ass roommate listens to. You're late. E ci fa piacere per You questa cosa. would. What are you talking about? I was here the whole time. I turned invisible, genius, remember? Sì. Great. Then you know we're cutting someone, and you, Miss Hot Topic Sale, are at the bottom of the leaderboards. Ma tu Have due a better cazzate second tu. shift. Fuck, I need this Però ci dà un'altra possibilità, un nuovo gruppo di lavoro, caratteri diversi, situazioni diverse. you idiot. The fuck the groupie, eh? Ma comunque lavorate corretto, siete dei cazzo di supereroi, ma vi si sono sta super. dando una seconda possibilità. Non super. Avete accettato, mettete a frutto le vostre abilità. O se non li volete i superpoteri, ce li date a noi, noi vediamo di utilizzarli. Niente, Golem comunque. Golem gli piace proprio all'inizio sta cosa, ma va Alright, bene everyone, così. you heard the man. Allora, Get out there and do some Mo. stellar dispatching. mo ci fate giocare bene. Se no io premo il pulsante licenzi. My client requires protection while he does some shopping. Ok. I remember this. Proteggi man. l'abbonato dagli agenti dei, Paranoid. dei dittatori internazionali mentre fa compere. Preparati a respingere ogni attacco. Lo zio, attacco e difesa. Lo zio, No, solo uno. Ah, uno. Solo uno. Lo zio, adoro Golem. Golem. Forza. I'm ready. Vai Golem. Somebody Ma perché or sto a immagine? fly. Vabbè, lascia fa. Lascia fa. È buggata pure l'icona, infatti. Ah, e poi sì, fa niente, fa niente. Gioco bello, accetto tutto. Hey, you busy? I just got Robert's joke. What joke? Offered me a seat. Allora, I just got it. That was funny. Bro, that was like 3 hours ago. e fine qua. Tutto bene. Now. Che succede qua? Salta fila. Allora risolvi pacificamente. Dialogo. Magari un Allora dialogo. innanzitutto tu perché è un concerto e razzi e mazzi. Say what you want. It's catchy. Qui ci vuole intelligenza e un pochino di dialogo in questa situazione qua, Giamma. Sì. Quindi dovremmo vedere di... Così resta basso, così ci arriva una buona botta. Quindi che pure Sonar di base mi pare c'è un buon dialogo. Così potrebbe essere Che è intelligente, I sì. can fit you in. Oh, secondo me Andiamo tutti. meglio di così, anche perché parla solo di risolvere pacificamente, quindi non dovrebbe succedere casino. C'ho solo paura che mandandole, vedendo lei, si fa la folla e si fa il casino ancora di più. Come? Allora, Lo stadio Maradona, là. andrà bene? Andrà male? Però non si sono fatti nessun dispettuccio, mettiamola così. C'è un problema. La tizia che ha saltato la fila ha tirato fuori un coltello, anzi diversi coltelli. Mostra le cose capaci. Chiedeva di mandare Cupella, avremmo bloccata da dietro.
Probabilmente sì. Martini la penso si fa male. Io farei proprio la cosa speciale là, quella di Prisma. Music to my motherfucking ears. Too bad there's no Grammy for this. Yeah. Half man, Ok. half bat, Allora, all c'è un freak. punto extra e lo possiamo dare a Sonar. E Sonar a questo punto io Se gli vai metterei... No, già ma è lo stesso, già ho visto. Non si possono mettere in due modi diversi. Però io mi ricordo che quando si trasforma lui cambia la cosa. Lui Come cambia da questo aspetto qui. Quando Sì. lo mandi in missione diventa questo qua. I valori che devi vedere sono i due questi qua. Sì, Qua vale bestia veloce e per questo intellettuale ibrido. Quindi lui aumenta principalmente solo la forza, cambia. No, forse toglie di... Ok, aumenta forza e difesa. E forse allora conviene bilanciare. Perciò, per come ci stiamo tenendo, noi lo mettiamo innanzitutto uno a combattimento qua. Ce lo teniamo medio di qua e medio di qua. Visto che lui è buono in due situazioni, ma noi dobbiamo tenere in conto, c'è il fattore randomico. Quando lo mandiamo alla versione precedente lo facciamo switchare. Meglio che ce lo teniamo forte ma bilanciato, almeno in ogni occasione lo possiamo usare, se no rimaniamo lui mi piace, vai. in the sprinkles. Che sta? Allora, I think there's qua some kind of cult recruiting outside my no, una store. setta no. Everyone out. Una setta no. Scopri gli obiettivi di reclutamento dei perdigiorno, ordinagli di disperdersi immediatamente. Intelligente dialogo io, sì. Forse magari ordine di... Io lei per lo stealth, per farle scoprire gli obiettivi, più un po' di dialogo, una cosa tipo così. Aspetta, però lei lascia più movimento, più cazzotti qua, una cosa così. Con un po' di dialogo. E se non sentono si attiva la forza, se si attiva qualche evento magari può essere utile lui. Vai, vabbè. Andiamo così. Date cifra a me. Dottor Mercury, missione di combattimento. Il prossimo vediamo di mandare. Ecco qua, a posto. Che è successo? Malevola. I tipi strani con le tue... Effettivamente lei è un demone. Culto, setta. Così, attacco, distruggi le loro scritture. Sì, certo. Proprio presi il libro e fatto pezzo pezzo. Ma a posto, risolto. Ci serve qualcosa da combattere. Tipo qua, vedi, magari qua. Interrompi i combattimenti clandestini nel seminterrato del Gigabit. Ecco, qua lo possiamo mandare. Che i membri del Fight Club ottengano qua resistenza. lo possiamo mandare. Allora, Giamma, c'è lo squadrone perfetto, deve solo rientrare lui. Mandiamo 1, 2 e 3. Diventa un film di Bud Spencer e Terence Hill. A posto. Vediamo. Ce la dovremmo fare. Ma ce la dovremmo fare. Aspetta. No, va troppo veloce così. Dai il caffè. Manda, subito. Allora. Qua, lo mettiamo per primo. Vai. Per primo. Sonar e punch up. Ragazzi, se mi sbagliate voi tre insieme così questa missione, io non dico più di gioco, ma vanno a far culo però, Allora. Là che cosa c'è? Chi c'è? Golem. Ci metti un po' di golem. Dobbiamo far salire vigore. Con malevola magari. Con malevola così. Andiamo due malevola. No, guardalo. Flambé sta arrivando sull'obiettivo. Vediamo come va. Abbiamo fatto anche caposquadra. Più buona volontà così da parte nostra. Golem hanno fatto subito, ragazzi. Easy. Pranzo gustato. Perfetto. È un punto per Golem. Ok. Allora. Golem, un po' di movimento in più. Vai,
Così ci bilanciamo un po' l'altro, proprio il lato là. Adesso vediamo, Flambe, che ha combinato. Allora, questo è 100%, così. Totale. Totale. Era difficile, tra l'altro, sai, questo aveva un bel grado di combattimento. Sì, alla fine serviva un bel po'. Sì, era tipo serviva 7, 8. protezione, vigore e forza serviva qua. Principalmente combattimento. Sì. Wow, you're on fire today. Sì, mancava Inarrestabile. lui. Dopo un successo, Flambe ottiene più uno a combattimento e più uno a movimento. L'effetto è cumulabile e tutti i bonus si azzerano dopo un insuccesso. Lui può diventare forte, così. Allora, lui è forte, però se fa il testa di cazzo ne capi, c'è un problema. Però questo bonus è ottimo. Ok. E Batman è tornato Batman. Okay. Vedi come con la collaborazione stiamo lavorando per bene. Magari. Tornate tutti. Allora, scelta. Combatti, mandami gli straccerottando da mandare in bancarotta tutti gli alliteratori di Torrens. Manda Punch Up a combattere nel torneo. Cerca di non farti uccidere. Non mi piace lo zio questo. Puoi andare avanti da sopra se vuoi. Interrompi il torneo. Convinci l'organizzatore ad annullare il torneo e a lasciare Torrens per sempre. Se non funziona, interrompilo con la forza. Cerca di non distruggere la raffineria. Allora, logica ci potrebbe volere dialogo, intelletto e forza. Allora, diamo un po' di tempo e facciamo tornare tutti. Aspetta, ce la facciamo. Questa è tosta. Aspetta. A me comunque sta più sulle palle in Visical. Sì, ma dobbiamo esplorarla, Regen. Let's learn to fly. Well, officially, legally. Your flight capable heroes need a flight license. Lozzi, questi tagliano la strada, mo. Lozzi, mandalo, manda Sonar. Mandalo, Lozzi. Lozzi, questo mo taglia la strada. Vai a fare corso. Qua come ci vogliamo comportare? Lozzi, io secondo me è rischioso, Lozzi, se questo muore, che cazzo facciamo? Da un lato strategico sarebbe meglio qua, così tutta la squadra prende punti esperienza e diventano più forti. Quindi concentriamoci su io c'ho anche la line up se ti serve. Ok, vai, dimmelo. Allora, Prisma. Ok. Coupé. Ok. E potenzialmente ti direi, fammi vedere fra Malevola un attimo, se la metti, Punch Up. Metti Malevola, c'ho paura che Punch Up può fare danno e inizia a fare ammazzate col tipo. Malevola. Per me questa è la build. Io c'ho solo problema che sta cosa cerca di non distruggere la raffineria, vada sotto vigore. Io invece pensavo andasse su intelligenza. Credo. Però mi piace la combo questa qua. Se no puoi fare Golem se vuoi, anche. Al posto di Malevola nel caso. O potresti secondo mettere... me così è un pochino più bilanciato. Se vedi qua, sì, di là siamo completamente fuori. Metti che serve qualcosa, là è finita. Con Golem... un pochino più bilanciato. Sì. C'è meno di qua proprio dove potrebbe però il dialogo lo è proprio per la prima cosa, capisci? Se è alto il dialogo è un casino. A me questo preoccupa. Andiamo così, andiamo così. Andiamo a senza, vediamo che succede. Vediamo che succede. Che capi, convinci il tipo, dialoga, ti parla. Sì, sì. Vediamolo, sì. Vediamo. Allora, scuola di volo. Prego. No, momento, sta andando. Ecco qua, finito. A posto. Fatto, sì. E lui c'è il volo. Se trasformato, Sonar raggiunge le chiamate volando, riducendo notevolmente la durata del viaggio. Trasporta gli eroi che non sono in grado di volare. Quindi ci muoviamo più velocemente. Però noi dobbiamo vedere di farlo anche. Fatto anche quell'altro, sì. Allora, andiamo prima così. Fatta subito, vado 100%. Avevamo ragione sia tu che io. Ci voleva tanto intelletto, ma pure quel poco in più di difesa. Mi è passata pure la mezzanotte, se per caso andava qui dentro qua, io dicevo bestemmie in live, mi dispiace, ma penso che la situazione lo richiedeva. Sai come lo facevamo il 100%? Dovevamo mettere Coupé terza, perché al terzo posto guadagnava più una a difesa e perdevamo uno di attacco, ma l'attacco eravamo pieni. Allora, aspetta, prima di tutto abbiamo 3 puntozzoli. La Zilemo va bilanciata su... alla aspetta. Prima carica in Visical. Allora... Lozzi, in Visical secondo me un po' di carisma, o vigore, o combattimento, o carisma, dico io. No, meglio carisma così bilanciamo. Vai.
Che uno non ci serve a niente con È i un po' punteggi poco, che abbiamo sì, visto sì. che ci servono. Uno fa proprio poco. Poi Prisma. C'è poco vigore, sì, dottor Mercury. Allora, proprio a Prisma iniziamo a fare un pochino di vigore Magari di qua. tanca pure un poco, sì. Vai. E Malevola. Top, Sì. ascoltiamo il dottor Sì. Mercury e andiamo Sì. di vigore. Malevola tanto è ben funzionale in generale. L'imo può volare quando è trasformato così. Allora, Golem. Allora, dottor Mercury, il rooster di personaggi ce l'ha. Ce li hanno il dati gioco. loro. Però crediamo che comunque qualcuno possa morire, possano esserci rimpiazzi volendo. Può cambiare la situazione un bel l'aveva po'. detto Reagan il fatto del vigore. Scusa, dottor Mercury, l'avevamo detto male. Reagan, allora sì, abbiamo seguito il tuo È vero, consiglio. sorry. Sì. Mi stavo facendo tutti i conteggi qua. Però con la squadra comunque stiamo riuscendo a salire piano piano in un certo modo con tutti, quindi ce la stiamo abbastanza cavando. Così, Golem in Mystical. O Punch Up, magari, che c'ha più attacco. Sì, sì. 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 Vai in onda. Qua ci vuole Prisma. Qua ci vuole Prisma. Sì. Dobbiamo aspettare, vediamo se ce la facciamo. Non ce la facciamo. Il caffè ce l'hai, mo? No, è finito. And if SDN disagrees with me, they're more than welcome to come on. No, lo zio come plan B. Send our address. Ma nessuno. Già, ma possiamo mandare solo loro. Se no è meglio che mandiamo qualcuno. Però aspetta, attenzione. Le chiamate fallite ci tolgono un punto. Ignorate non è detto che ce lo No, tolgano. già, allora sei un supereroe, ti arriva la chiamata, sei di questo distretto, tu la chiamata la devi prendere. Ma non sappiamo la penalità per le ignorate, lo zio. E lo scopriremo adesso. No, così Vai, non la scopri. vai, allora, dottor Mercury, mandiamo Flambé. No. Ehi, Invisical, scusami, tu ci avresti tutto un piano elaborato così nel pieno della disperazione e ci fanno non la puoi fare con questo. Ignora. No, già, ma è troppo penale. Troppo penale. Questo è penalissimo a fine giornata. Vedremo chi avrà ragione. Teniamo d'occhio l'assassino, fa parte del Red Ring. I'm like a psychic, man. I can sense when Proteggi il cliente perché il vigore ce l'abbiamo al massimo. There's a lot of potential here for a good housing insurance scheme. You just need a middleman. I could be your guy. Ah, questo qua. 10 bro, non puoi vincere. I know where to find you. Ok. Che è successo qua? Allora, qui se c'è qualcuno che ha bisogno di un po' di addestramento, ora ho del tempo libero. Vabbè, così. Oddio. Coupé stealth, movimento super class con abilità aggiuntiva. Bot. Sì, con calma, un po' di rispetto per la maestra. Non ci faccia fare brutte figure. Allora, qua. Oh, c'è il tipo che è scappato. Allora, innanzitutto, punto abilità. Va intelletto così. E ce lo alziamo un pochino così. Adesso possono andare 4 di loro. Allora, Invisical per la corsa. Sicuro. Ok. Flambé per l'attacco. Ok. In realtà oggi possiamo metterle anche tutti e 4. Cioè, ce ne lasciamo solo una fuori. Oggi a questo punto. No, così. Oh, vai. Oggi secondo me lo distruggono. No. Su macchina. Proprio. I'm already going this way. Yeah. Ok. Ah, possiamo addirittura scegliere. Allora, se una chiamata a cui è stata assegnata Coupé si conclude con un insuccesso, lei la ritenterà. Se no? Ora Coupé ottiene più 3 combattimento se posizionata nel primo slot e più 3 movimento se posizionata nel secondo slot. Aspetta. Allora, Gianmarco, visto che noi puntiamo all'efficienza, noi dobbiamo partire che un insuccesso non dobbiamo averlo. Però più 3 la zia. Però più 3 ci fa avere più successi. Non è che sono 1, non sono 2, sono 3. Scegli tu, vai, scegli a piacere tu. Allora, chat, voi che dite? Invisical non da sempre
Digital sta rompendo i coglioni a prescindere. Però c'ha la corsa e Coupé si stava allenando, quindi doveva andare a lei. Il 2. Alla seconda. Anche il dottor. Ok. Ora. La banca dovrà un attimino aspettare perché c'è... no, non abbiamo un cazzo di nessuno. No. Prism, vai a salvare la banca, vai. Se ce la fai, forse se aspetti un attimo, forse Coupé si riprende per tempo. Stai pronto sul bottone se si sa per togliere. 1, 2, no, premi. No, se lo vuoi mandare, devi mandare per forza. Allora, mo' due sono le cose. O Prism qualche cazzo fa e noi vinciamo, viva Prism, oppure Prism muore e ci saluta. Queste sono le responsabilità, così. Io non voglio sapere niente. Vai. Ragazzi, se questa muore è colpa di Enzo. Vai. Allora, qua lo zio era fortissimo. Lo zio era proprio forte. Solid pitch. I'm in. è aumentata anche la sinergia tra i due. Ok, quindi stanno iniziando. Mo' si è aggiunta sta meccanica nuova. Più lavorano insieme, più collaborano, più lavorano meglio. Sì. Ma questo gioco c'ha tutto. Ma lo si possono fare i giochi belli e pensati e fatti in maniera intelligente? Non credevo. Flambé movimento qua. È una testa di cazzo, un po' di intelletto. Passo, viene da sé. Va. Magari sarà meno testa di cazzo, non lo sa. Stanno cercando di costringere il direttore ad aprire il cavò. Affronta i rapinatori. Salva il direttore. Intrappola i rapinatori dentro il cavò. Ti fai l'hacking, così. Facciamo l'hacking. Io mi metto così, mi concentro. Perché qua se succede un cazzo, poi la figura quindi. Regan, dottor Mercury, siete d'accordo che deve dipendere tutto dalle abilità di Enzo in questo momento? Tutti d'accordo? Accetto la responsabilità, non c'è problema. È pronto così? Focus. Vai. Tanto io già lo so che andrà malissimo, quindi. Calmati. Dai, focus. Dottor Mercury ha fatto il tifo per te. Perché la mamma è sempre la mamma, non lo ricordiamo mai questo fatto. No, lo zio orribile. Mamma mia. Aspetta. Oddio Alfredo, proprio adesso! Cosa sta succedendo? Un luogo pubblico, no? Di passaggio. Io c'ho un pensiero di testa a Marco, aspetta un attimino. Ragazzi, fermi tutti. Che è successo? Momento. Ok. Zio Franco, grazie mille per il raid nel momento più... Ma no, ha gittato sangue. Momento di hacking super aggressivo, ma ce l'abbiamo fatta. Buonasera. Buonasera, grazie mille per il raid. Ragazzi, noi ce l'abbiamo fatta. Grazie mille per il raid. Siete arrivati proprio nel momento dove mi ero messo una scommessa personale qui con gli amici se Prism sarebbe sopravvissuta oppure morta, e quindi mi preparava una figura di merda. Quindi grazie mille per il raid. Ce l'avevo fatta. Io non so, mi sono trovata ad affari tuoi all'improvviso. Ti domandano brutto. Ma poi ne erano 8 di filo. Ho avuto il culo all'inizio di indovinare la sequenza giù destra. Come sta andando? Discretamente qui stasera. Allora, zio Franco, se ti piacciono i giochi belli, no, quelli così, quelli proprio belli, compra questo dispatch, lo fai in live con la tua community, vi divertite un casino. Costa pochissimo, sono 8 episodi, 7 episodi, è già uscito completo. Bel gioco. Pretty breathtaking work back there. Not too shabby. Not too shabby at all. Quindi mo la giornata è finita. Stavo giocando proprio in questo momento, deve iniziare il quarto capitolo. Grazie mille. Allora no, lui è più avanti. Noi siamo al secondo. Sì. Grazie mille, zio Franco. Vedi come passiamo bene le giornate. Sì, ma lei è scappata, ha fatto qualcosa.
Allora, mo capiremo. E noi sto gioco stiamo vedendo, più andiamo avanti più migliora, quindi se tu sei al quarto episodio e ci dici che diventa ancora più bello, noi non il mese prossimo ma nei prossimi giorni che torniamo a fare le live vorremmo tanto continuarlo. Allora, un tentativo di hackeraggio più un punto casuale, va bene, lo accettiamo. Punto dialogo, ok, conversazione. Allora lo diamo. Allora, io voglio credere al dottor Mercury. Tu ti fidi di Flambé? Allora, io devo fidarmi di quello che mi dice il mio più vecchio e caro amico, dottor Mercury, e devo puntare su Flambé. C'è stato sul cazzo dal primo episodio, però gli stiamo dando una possibilità. Un pezzo di merda, Flambé. Se mo non do onore a Flambé, Carmine domani non mi va, quindi io direi mettiamo Flambé e siamo tutti contenti. Mettiamo Flambé. Bravo, vedi, io oramai capisco tutte le situazioni, dottor Mercury, no? Tu devi venire qua domani, mi devo sentir dire, però potevi buttare avanti Flambé. Allora lo facciamo adesso e risolviamo il problema. Allora, che ore sono? 25, riusciamo a vedere, magari riusciamo a finire pure l'episodio stasera. There you go. One more strike against me. You gotta get rid of somebody, right? I'm making it easy for you. No, you're quitting. You're not making it easy for me. You're making it easy for you. You don't get it. Some people are born to be heroes. I'm not one of them. I tried. Just wasn't meant to be. Meant to be? What are you talking about? Che palle questa, dottor Mercury. Povera. Questa pensa un po' troppo ai problemi e non si concentra sulle potenzialità che ha. È vero che sei invisibile, ma con l'asma, e quindi devi avere un attimino delle limitazioni, però usa sto potere al meglio. My powers let me steal shit and watch famous people fuck. Being a villain is my fate. It's in the fucking stars. In the same way that fanculo le stelle. In ogni momento tu puoi decidere quello che puoi fare. Se decidi non voglio essere un cattivo, non lo sei più. No, sporralina. You don't know. Why are you still talking? They're not even real, okay? Any message you're seeing is light that took thousands of years to hit your eyeballs, so... If you're getting any messages, it's useless. Because it was for some fucker that died a long time ago. Alcune volte ci fissiamo così tanto sui problemi che vediamo delle cazzate che in realtà non ci sono. E ci facciamo del male da soli. So according to your dumbass theory, I should be an accountant. Non ha tutti i torti. From being a hero before, and they won't keep me from being a hero again. Oh. C'è lo furto. Ah no. My God. Ecco, ma poi scusami, l'abbiamo arrestato prima. Poi fatta la missione, l'abbiamo preso. C'è una città di supereroi. Le prigioni sono tipo Luna Park, entrano, escono. You really want to let this idiot get one over on you a third time? Vai, ti diamo la possibilità. Finisci col botto la giornata. Finished by getting zapped so hard I pissed my pants? That style? I promise I won't tell anyone if you pissed your pants, no matter the reason. Così, finiamo col botto. Ma poi bambini dove che è notte? C'erano delle persone sedute sulla ma penso erano ragazzi. Don't do it. Don't fucking give that kid a cigarette. He's the one I bummed it from. What's the address? Ma no! Shut the fuck up! No, sì. Questa è la resa dei conti. Sì. Allora, ma qua ci sono i quick time di movimento. Sì. Buonasera Pierluigi, benvenuto. Bonsoir Pierluigi. Siamo un attimo nel clou qui. Ma però c'è il team, lo zio, ma sta accorto qua. Aspetta. Brava, no. Brava.
Donut girl. You sure you want to do this again? Invisigal, are you alright? Pronta a tirare qualcosa. Got him. He's at your 5 o'clock. It's not fair that you can see me, but I can't see you. I'm flying blind here. I can't see Shit. anything. Great. Give me a second to tap into this. Aspetta, non entrare qua. Tocca a te, così. Mo, tra l'altro abbiamo un tentativo di hackeraggio extra. Dobbiamo capire come si attiva o cioè in che condizioni. Forse se perdi puoi rifarlo. Alright. A little more tricky. Sure, take your time. Ah, shit, no, ho senti fatto la proprio tua quello che non risultato. dovevo fare. Ok, quelli là non ci devono prendere. No. Giustamente era facile finora, non gli vuoi mettere una cosa. There you are. Brutto, lo zio. Quindi siamo all'episodio 2, già c'è un bel po' di aumento di difficoltà gestibile. Ce ne stanno ancora tanti altri episodi, che bello. Che cazzo sta? Aspetta, mo lo troviamo. Oggi siete andato? I can't see him from this camera. Let me try to get another one online. No. Quella era l'introduzione. Mo no. questa è la parte quella interessante. Aspetta. Allora. Ah, poi dobbiamo andare. Apri pure sopra? Perché quello modo dobbiamo far. Cioè te lo devi portare da un lato e andare dall'altro. No, non ci avevo fatto caso che non c'è il tempo, quindi ci possiamo muovere un attimino tranquillamente. Abbiamo penso 3 vite che sono quelle in alto a sinistra. Via. Vieni, Pucci, vieni. Veloce. Vieni. Aspetta. No, fuffolo! Sei un fuffaldino. Suca, non può più venire oggi. Suca, non c'è il ponte, suca. Basta, basta. No, già ma c'è sempre la terza parte. Basta, figa. He's at your 7. Aspetta un Wasn't so attimo. hard, was it? He's heading your way. Invisigal, I got a plan. Prima di tutto apro qui. No. Vieni. Questo è anche abbastanza veloce. Vieni. Suca. Ah! Non ce la potevamo mai fare a fare No, tutto questo no, con lui no. che ci inseguiva. Suca, merda. Ma lo spara, flashiamo. Got it. On the count Penso of proprio 3, di I'm sì. going to turn on the main overhead lights, which should temporarily blind him. Giving you a chance to take him out. 1, 3. Lo zaino, becca lo zaino dietro. No. Ok. Ah, col nastro di perle. Troppo. Sfondagli lo zaino. Fai così. I'm no hero. Fuck, no, let me try that again. See me? Wait. No, quello è il film. No, io sei mi aiuto. No, aspetta che lo fai. Fermati. Thundercack. Fermati. No, vabbè, lo sta that's the one. stordendo. Would have been better if you said it first. Right, if lightning thunder struck cookbook so close. Ammina, coglione. Hey, Bengal boy. More like Bengal bitch. Or bitch boy. Hey, Bengal bitch boy, fuck you! Madonna mia, mommy muscolosa. Why are those assholes not being assholes? Isn't this what you were going for? Yeah, but I didn't think it would work. Ora in 3 squadre. Speriamo di nuovo, dottor Ben. This one keeps the comm line one-on-one. Okay. This one connects to the whole team. And this one goes out to the entire branch. Fuck. Ma ci metti delle altre modalità cose mentre stiamo Sai che giocando. abbiamo parlato col tasto sbagliato. Circumcision. HR nightmare. Ah. Did you mean all that? You really think she has a shot? All that stuff Sì, about fate sì. sounded good, but Tutti quanti. I don't know if you were just saying what you thought she needed to hear. Yeah, everyone has a shot.
People are who they choose to be. If Invisigal wants this, she has to commit. It's too easy to quit when you're not good at something. No, ma penso che non viene licenziato nessuno. Questo era il momento di storia. Oh, il gruppo va male, disunito, ma adesso inizieranno a lavorare meglio tutti insieme e oltre a diventare ottimi amici, diventeranno degli ottimi supereroi e riscaleranno poi la classifica. Sì. Non ci fa. Ma chi vi ha detto che poi Sonar ci sta cliché? No, Oh, the one in the bullpen? That thing updates every hour. Invisigal moved up. Catching lightning struck really gave her a huge boost. Bangle boy? No, really? non si... The donut shop escape, slipping past Malevola, now the jewelry store. Really bumped Aspetta, up the forse wanted ci appare la possibilità. It's like missing a free throw on purpose to get the putback. Yeah, exactly. I don't watch football, but I get it. Look, I know I'm not supposed to play favorites here, but even if she was on the bottom, I'm not sure I'd have let you cut her. Then it's a good thing she's not. Yeah. So, these two are now tied for last place. Who do we cut? Sonar or Coop? It's your call. Ah no, tu sei un pezzo di me. Ragazzi, dite i nomi in chat. Ma io dirlo, solo per un motivo salverei Coop, ma perché l'abbiamo boostata ora. Gli abbiamo dato +3/+3. Ha preso il boost. Lui però vola e taglia la strada. Ragazzi, 3, 2, 1, Lozzi devi scegliere. Sonar it is. He had to use his distress beacon before he even left the building today, so I'm not sure it's gonna work. What happened? He thought he was gonna see boobs and got tricked. You somehow gave me too much detail. Però dici che non licenzi nessuno e continuiamo con la stessa squadra. I'll get started on the paperwork. Non iniziare là. Hey, Robert. Andiamo a cena stasera? Great work today. Però ci ha pensato già. Va bene, aspettiamo con calma. Coop è troppo... sì, raga, mo è boostata pure Wayu Coop. Cioè... So, I'm sure you know. Mi dispiace, però... man, no clue. What's up? What's going on, Robbie? You, No, Lozzi, mi dispiace. No, siamo stati costretti, perché avrei detto no, non cacciamo nessuno. Forse se non sceglievamo... She should be getting cut. She's on the bottom. Not anymore. Cazzo, sai che non ci ho pensato di non premere niente. Non ci ho pensato. Sonar, scusa. Sonar, non ti incazzare, Sonar. They're gonna call security. Calma. This isn't over. It actually is. Io mo sono curioso di capire se c'è la possibilità di... Why is this? What? Did you? No. You must have just locked it. Sorry, force of... Fuck you! Grazie mille, gentilissimo. Devo cercare se c'è sta possibilità. Poi ma non ti incazza pure tu, perché se no scusa, ma pure a te facciamo tornare Sonar. Oh. No, ma non è che li dobbiamo tagliare mano a mano, questo si conserva i gadget. You accessorizing? You could call it that. Did he try to choke you with Una that? cravatta. No, he just left it. You're lucky he just stopped at the tie. Hey, check it out. I've been doing some accessorizing myself. You are spoiling him. No, sir. Ah, ma lui si è trasferito qua completamente. Vabbè. Che è successo? Per bene non licenziare mai nessuno nel mondo, bisogna appunto. A livello di statistiche e utilità purtroppo lei è superiore. Sonar c'ha troppe incertezze. Troppe. Era orgogliosa, però. Io avrei tagliato comunque in Invisigal, ho capito, dottor Mercury, però non si può fare adesso. Lucky fucking for you. Cazzo, ma ci abbiamo uno in meno, quindi sarà una tarantella. Magari ci danno un sostituto, qualcosa. Vorrei sperare, vorrei sperare. Allora, vediamo i punteggi per questo episodio. Bello. Noi non torniamo domani sera con lui, perché domani sera viene qui da noi il dottor Mercury, quindi sarà una serata di gioia, di divertimento, forse di acquisti, chi lo sa. Dopodomani però vediamo di farci un altro giretto, perché mo è il momento giusto.
posto. Allora, vediamo un attimino. Ah, addirittura una scelta poco Attenzione, comune. attenzione. Buonanotte Regenone. Buonanotte Regen. Magari. Bell'abisso. Tu il 77. Secondo me tutti abbiamo capito, dagli una sedia con gentilezza e invece sì. Ok, benissimo. Abbiamo aiutato tutti. Che vuoi l'1% della live? 64% finisci, Quello 32% vaffanculo alle stelle. Delle 5 volte in cui non è stato sabotato l'ha aiutato a riuscire illeso 5 volte, quindi li abbiamo fatti tutti. Interrompere i combattimenti clandestini. Ok. Protezione riuscita. L'eroe che ha utilizzato di più è stato Sonar. L'eroe che se n'è andato è Sonar. Ma non è finita qui, Già, ma magari può rientrare. Attenzione che comunque è una serie questa. Io secondo me Lozzi questo ci verrà a cercare. Vabbè, vediamo, magari ce la possiamo gestire in un altro modo. Chi lo sa. Interessante. Allora, noi nei prossimi giorni vediamo di tornare col titolo. Piccolo riassunto pure per Pierluigi, non siamo stati presenti questo mese perché il negozio, diciamo, è aperto. Ho detto pure prima ai ragazzi, chi vuole passare iniziatevi a registrare, stanno iniziando ad apparire prodotti. Gianmarco qui presente ha già acquistato qualcosa, quindi se volete iniziare a buttare un occhio su quello che sta arrivando, iniziate a scrivere sul sito. Quindi ragazzoli belli, ho preso Persona 3 Reload, ora sto facendo la prima run semi blind e sto farmando come un assassino. Io ho preso la Switch 2 con mio fratello, avrei tanto desiderato prenderlo sulla Switch 2. Matrus mi deve spiegare perché va a 30 fps. Non si fa così, non si fa assolutamente così. La Switch 2 ce la fa benissimamente. Qua c'è stato qualche problemino, mi sa. Gira tranquillamente. È un peccato. Che il potere delle patch sia con tutti noi. Extra sono innanzitutto le statistiche sulle scelte, quindi per ogni ok, episodio. possiamo rivederle. E poi ci sono gli artbook e i pure fumetti. Quindi la versione con i fumetti extra poi è un attimino da prenderla. Ragazzoli belli, buonanotte a tutti. Grazie mille ancora Zio Franco per il ride. Noi ci vediamo dopodomani, che domani siamo tutti completamente anima, cuore e frattaglie del dottor Mercury. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Pluribus domani, Buonanotte. vedetevi Pluribus. Fate i buoni. Buonanotte.